Antonio Bertoncello invece con noi nel prossimo servizio ci parla di un'altra cosa, del progetto Città dell'Emene. Sentiamo cosa ci ha detto. Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro, prove di unione con Concordia Sagittaria, ne abbiamo parlato noi, ne parlano i giornali. Immagino che più unioni si facciano e meglio è anche per le casse dei rispettivi comuni. Unificare i servizi può essere la soluzione. Ma diciamo che in questo momento di crisi e anche di necessità di contenere i costi della pubblica amministrazione, una delle strade da seguire assieme ad altre è quella di tentare accordi con i comuni vicini. Portogruaro non può che essere logico pensare a Concordia per mettere assieme dei servizi, per mettere assieme le due realtà anche sul piano promozionale. Pensiamo a vendere Portogruaro città medievale e Portogruaro città archeologica, pensiamo di mettere assieme gli eventi di Concordia assieme a quelli di Portogruaro, le sinergie che noi potremo ottenere, ma anche a livello amministrativo. Ci sono dei vincoli della finanziaria sul problema del personale. Se cerchiamo di ragionare assieme è probabile che si potrebbe avere in futuro un unico direttore generale, un unico segretario, un unico dirigente e tanti capi struttura. Quindi io credo che noi dobbiamo fare in modo che queste due realtà lavorino assieme per raggiungere questo obiettivo, tenendo, io ci tengo sempre a dire, le rispettive identità. La storia di Concordia non si cancella, la storia di Portogruaro non si cancella, però si può lavorare assieme per avere un plus aggiuntivo.